Noi dobbiamo accogliere, ma dobbiamo tenere presente che se noi non riusciamo a tenere insieme accoglienza e integrazione, costruiamo un futuro fragile, non per me che ho 60 anni, ma per i nostri figli. È chiaro qual è il problema? Avete chiaro qual è l'assillo del Ministro dell'Interno? Io devo pensare ad un modello di accoglienza che sia capace di integrare, che sia capace cioè di non produrre quella rabbia radicale che poi produce il conflitto. Per fare questo, noi dobbiamo affrontare la questione con due grandi capezzate. La prima è quella che la partita dell'immigrazione, la partita dei flussi demografici è una grande questione epocale. I grandi flussi migratori non vanno inseguiti. Noi dobbiamo cancellare la parola emergenza collegata all'immigrazione, perché se noi affrontiamo il tema dell'immigrazione permanentemente in emergenza, noi facciamo delle scelte sbagliate. Un grande paese affronta queste questioni sapendole governare, non inseguendo i problemi. Il punto è che i grandi centri hanno un basso tasso di capacità di integrazione. Se io invece in una comunità ne ho 5, 10 per ogni comunità, è più semplice. Poi con il decreto è possibile, per esempio, che queste persone che sono in attesa di sapere se hanno diritto o meno alla protezione umanitaria possono essere utilizzati insieme con i sindaci per lavori di pubblica utilità. Si costruisce, c'è un rapporto tra la comunità che li ospita e coloro che sono ospitati. Una democrazia si regge se vengono tenuti insieme due diritti. Il diritto di chi è ospitato e il diritto di chi sta ospitando.